Eccoci all'appuntamento, comincia la nostra lunga cavalcata in attesa di vivere la fase della campagna elettorale e poi le elezioni del 26 di gennaio. Stiamo assistendo, questa è la fase preparatoria e a dire il vero non ci sono le idee proprio chiarissime, perché ci sono nomi di candidati che si alternano a secondo del momento, della situazione e anche del tempo che fa. Non si capisce bene ancora cosa sta avvenendo all'interno del centrodestra. Da tempo si è detto abbiamo già scelto, abbiamo già ormai trovato la quadra, però poi vai, scavi e ti rendi conto che effettivamente ancora non c'è nulla di deciso. E ad avvalorare questa tesi le parole per esempio di Matteo Salvini, che oggi è in Calabria per questo tour di inizio di campagna elettorale. Noi l'abbiamo seguito in occasione dell'inaugurazione della sede della Lega a Catanzaro e proprio sul candidato alla presidenza sentite che cosa dice. Chiunque sarà il candidato presidente e governatore del centrodestra, noi vinciamo e per i prossimi 5 anni finalmente in Consiglio regionale, sia in Giunta che in Consiglio, ci sarà per la prima volta nella storia anche la Lega a portare un bel cambiamento in Calabria. Quindi il nome del governatore arriverà a breve, non mi toglie il sonno, abbiamo solo chiesto che sia qualcuno che ovviamente rappresenti la voglia di cambiamento che i calabresi mi chiedono da anni e quindi noi vogliamo guardare avanti e portare la Calabria avanti. Poi sei un uomo, sei una donna, sei di Catanzaro, sei di Cosenza, sei di Reggio, sei di Crotone, ci interessa poco, noi non vediamo l'ora di cominciare, la squadra della Lega è sostanzialmente pronta. Per la metà sarà composta da gente che non ha mai fatto politica e quindi questo è motivo di orgoglio, da parte di imprenditori, liberi professionisti, rappresentanti dell'agricoltura, del commercio, della sanità. Altra parte di lista ovviamente porta esperienza, sono amministratori locali, sono persone che già hanno amministrato, quindi vediamo di equilibrare un mix di esperienza e capacità amministrativa all'entusiasmo di chi non è mai entrato in un palazzo della politica, però nella vita ha dimostrato di saper fare qualcosa. Allora, queste le parole di Matteo Salvini. Chiamo subito in causa Gianluca Gallo. Che cosa traspare da queste parole? Intanto grazie per essere qui. Che cosa traspare da queste parole? Io credo che ci sia tranquillità, poiché la vicenda per la Calabria, come per tutte le regioni, viene gestita a livello romano, a livello dei leader di partito della coalizione, e la scelta anche del candidato presidente, come per tutte le, le regioni, avviene in quella sede. Credo che ci sia tranquillità nei prossimi giorni. Ma la tranquillità deriva dal fatto che già è in cassaforte il nome, oppure ma io credo di sì, che tutto sommato ci sia l'accordo. Perché poi c'è un altro passaggio in cui, scusami, in cui Salvini dice vabbè ci sentiremo per telefono perché io sono sempre in giro. Io so che non è previsto un nuovo vertice, so che c'è un appuntamento telefonico e quindi che nei prossimi giorni penso che ci sia il nome del candidato presidente. È una questione che ormai credo che sia agli sgoccioli, probabilmente il nome sarà stato anche individuato, però io ritengo che al di là del nome del candidato premier ci sia una classe dirigente che intanto in questi anni ha lavorato, che in questi anni ha fatto opposizione in Consiglio regionale al centrosinistra, al presidente Oliverio, e credo che insomma questa squadra sia una squadra tranquilla che sta lavorando poi per porsi attorno al candidato presidente nella sei tranquillo, diciamo. Definizione, sì, tranquillo, sereno. Tranquillo, sì, abbastanza tranquillo. Perché Salvini avrebbero potuto fare prima, ma Salvini dice ancora non è il problema la scelta del candidato e non è nemmeno un problema vincere, perché vinceremo.
Semmai il problema, scusate se ripeto la parola, è dopo governare. Perché ci Questo sono credo che sia il problema, che tutti dimenticano e che magari gente come me si pone, vale a dire chi come me conosce profondamente, avendo fatto prima il sindaco, avendo svolto poi l'incarico di consigliere regionale, anche diciamo, frequentando il palazzo della regione, so che le difficoltà che si incontra, so che le difficoltà che incontra un presidente, so che le difficoltà che incontra chi si cimenta in queste avventure, e quindi capisco bene quanto poi il giorno dopo sia difficile, anche perché credo che noi troveremo difficoltà ancora aumentate da questi anni di governo Oliverio e centrosinistra, per cui onestamente conosco le difficoltà che si incontreranno quelli che andranno a comporre il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Torneremo tra un attimo su questo argomento. Proseguiamo il viaggio all'interno delle coalizioni. Anch'io ritengo, scusami, che il centrodestra sia favorito, se non altro per la legge dell'alternanza. Anche noi 5 anni fa abbiamo tentato, con un certo che di sospetto a queste parole, abbiamo tentato di rifarci un look dopo l'esperienza Scopelliti, che è un'esperienza che era stata liquidata come negativa dai calabresi. C'era un'ottima candidata, era Wanda Ferro, nonostante tutto è finita come tutti sappiamo, con le percentuali. Quindi tu dici, le percentuali che è la legge dell'alternanza, e credo che in Consiglio regionale noi abbiamo lavorato bene come opposizione. Ora è chiaro, è il momento di definire candidature, liste, sono abbastanza avanti, tutte le liste sono definite, lo diceva Salvini, ma anche noi siamo siete già pronti? Sì, praticamente le liste sono siete già pronti. Almeno la mia lista, io sono coordinatore provinciale di Forza Italia a Cosenza, è definita al 95%. Molte riproposizioni, poche riproposizioni? No, ci sono molti amministratori giovani, io credo che ci sono tutte le condizioni per far bene, soprattutto amministratori, gente che ha fatto bene sul territorio, che ha lavorato, che rappresenta i territori, quindi rappresenta anche, diciamo, le diverse aree della provincia, anche per fare in modo che ci sia una lista nella quale i candidati possano lavorare su aree abbastanza vaste. Sono 9 candidati, quindi c'è spazio. Abbiamo esordito questa trasmissione guardando dentro il centrodestra, utilizzando quello che ha detto il leader della Lega stamattina a Catanzaro. Nel centro-sinistra c'è un momento di grande fibrillazione. Il coordinatore del centro-sinistra, Luigi Incarnato, qui in trasmissione la settimana scorsa ha detto: io mi meraviglio come mai il PD non abbia partecipato alle nostre riunioni, non ci abbia spiegato che cosa vuole fare per le regionali, poi ha scelto di appoggiare la candidatura dell'imprenditore Callipo. Da lì è successo un bel po' di cose, è successo per esempio che Zingaretti ha commissariato le federazioni di Crotone e di Cosenza, le 2 federazioni che si erano espresse in favore della ricandidatura di Mario Oliverio con un documento. Ne è nata una forte diatriba, un braccio di ferro molto forte, tant'è che proprio ieri sera le 2 federazioni, a Crotone e a Cosenza, hanno dato vita a una sorta di protesta democratica civile, che è quella della maratona oratoria, per dire: guardate che noi siamo qui, se ci volete cacciare cacciateci, ma questo che avete messo in campo, questo provvedimento, è di stampo stalinista. Sentiamo. Io sono stato sempre una persona che ha seguito le regole, e le regole mi hanno portato a fare in modo che il processo elettorale, il processo partitico fosse un processo inclusivo, non un processo esclusivo come sta avvenendo in questo momento. Possono espellere gente come me, possono espellere dal partito gente come Mario Oliverio, possono togliere dal partito gente come voi. Noi continueremo in questi giorni a fare in modo che ci sia la possibilità di unità all'interno del partito, ma se non dovesse esserci la colpa non è nostra. Continueremo nella nostra strada rivendicando il diritto di poter rappresentare i calabresi che hanno creduto in un progetto 5 anni fa e che vogliono continuare su questa strada. Non ci arrenderemo. E uno dei 2 commissari scelti è appunto il presidente della provincia di Cosenza, Iacucci,
che è qui con me. Grazie per essere qui. Beh, queste parole insomma lasciano capire che clima si respira all'interno del partito. Beh, io posso anche capirle queste parole, posso capire anche l'amarezza di qualcuno che pensava di poter continuare a fare alcune cose che il partito non gli consente di fare, perché io ho sentito parlare di regole, ma le regole devono valere sempre. Allora hanno chiesto di fare le primarie, hanno chiesto un dibattito interno che non c'è stato. Il dibattito interno c'è stato. Già da giugno 2019 il segretario del nostro partito, Zingaretti, che è il segretario di tutti, ha detto con grande chiarezza, e la prima persona alla quale l'ha detto è stato il presidente Oliverio, perché poi si racconta pure che non si capiscono le motivazioni del perché Zingaretti ha scelto, e quando dico Zingaretti il partito, la segreteria nazionale del Partito Democratico ha scelto questa linea. Zingaretti ha parlato 2 volte con Oliverio a giugno e gli ha spiegato i motivi del perché in Calabria c'era la necessità di cambiare passo e di rinnovare. Perché il Partito Democratico Nazionale, su tutte le regioni dove si vota, ha fatto dei sondaggi, e i sondaggi sulla Calabria non erano sondaggi sicuramente incoraggianti e positivi. Ha detto ad Oliverio che in questo momento il Partito Nazionale, il segretario, sta lavorando per costruire l'unità del partito, un bene essenziale per quanto riguarda il Partito Democratico, e che sul nome di Oliverio in Calabria non c'era l'unità del Partito Democratico. E quindi gli ha chiesto, e anche in questo è stato generoso per quanto mi riguarda il Partito Democratico nei confronti di Oliverio, gli ha chiesto di fare un passo indietro, di favorire il rinnovamento e di guidare il rinnovamento, di mettersi a disposizione del partito per guidare questa fase di rinnovamento in Calabria. Perché è vero quando si dicono alcune cose che noi soffriamo, è vero quando si dice che in Calabria c'è la consuetudine dell'alternanza. Noi stiamo facendo di tutti per evitare questa cosa. Quindi che è successa. avete detto, noi facciamo questo percorso, mettiamo un percorso di rinnovamento. Un percorso di rinnovamento. Fermati un attimo qui. No, voglio finire la cosa del commissariamento. No, ci torniamo sul commissariamento, perché hai parlato di rinnovamento. Sentite cosa dice Oliverio ai nostri microfoni, proprio relativo a questo passaggio menzionato prima da Franco Iacucci. Non cita mai il nome del candidato Callipo, ma dice delle cose pesanti. Sentite. Io ho dichiarato, lo ripeto, che sono disponibile a fare non uno ma 2 passi indietro, e naturalmente a farlo per un progetto che è proiettato sulla Calabria. Si è parlato della necessità di rinnovare, di mettere in campo una nuova generazione. Bene, io accolgo questa sfida. Si mette in campo una candidatura di un giovane amministratore, di un giovane professionista, di un giovane ricercatore, di un giovane, diciamo, che possa rispondere a questi identikit, e costruiamo tutti intorno a questo uno schieramento vasto, largo, per investire. Ma io ho detto che in politica non è un giorno prima. Sto dicendo che in politica quello che conta è innanzitutto l'obiettivo che si vuole realizzare. Presidente, ma abbiamo dei nomi. Perché mai dovrebbe essere in ritardo? Perché è stato sottoscritto qualche contratto? Io non ne ho sottoscritto contratti. Farlo conoscere ai cittadini. Ma farlo conoscere ai cittadini, farlo conoscere, ma non è così, farlo conoscere ai cittadini significa mettere in campo una proposta, che rispondano a un identikit. Se poi ci sono altre ragioni per cui non si fa, sono altre ragioni. Io non voglio discutere se ci sono altre ragioni, non voglio forzare nessuno, sto dicendo al mio partito, io sono qui per raccogliere questa sfida.
E qui per raccogliere questa sfida, la sfida del rinnovamento facendo un passo indietro, la disponibilità c'è. Sì, ma come dice il Presidente Oliverio, in politica i tempi sono importanti, sono importantissimi i tempi. Ad Oliverio questa opportunità di essere generoso nei confronti del suo partito gli è stata data a giugno, poi gli è stata data ad agosto e gli è stato detto di guidare la fase del rinnovamento ad Oliverio. È strano che Oliverio dice che vuole fare un passo indietro dopo che il Partito Democratico ha scelto il proprio candidato per la sfida elettorale delle regionali. È un candidato a prestito, diciamo, del PD, nel senso che non è espressione diretta del PD. Ma il PD ha cercato dall'inizio un candidato che non era un iscritto del Partito Democratico, un esponente del Partito Democratico. Noi abbiamo bisogno in Calabria, il Partito Democratico anche ha bisogno, non solo la Calabria, ma anche il Partito Democratico ha bisogno di capire come si riesce a ragionare con una parte della società che se no da soli non riusciamo a ragionare. E il rinnovamento, le persone nuove non si individuano solo con l'età. Non è vero che essere giovane significa essere nuovi o essere, diciamo così, pronti a fare, ad accettare le sfide e ad essere pronti a governare la Calabria. Io credo invece che il Partito Democratico, con la scelta che ha fatto, apre al civismo, apre al fatto, in riferimento alla personalità di Callipo, che non è solo un imprenditore che ha deciso di rimanere in Calabria e di capire come si poteva produrre in Calabria e fare industria in Calabria, ma lui rappresenta anche, e noi su questo ci crediamo tantissimo, un baluardo in riferimento anche all'affermazione della legalità in Calabria e della lotta all''ndrangheta con grande consapevolezza. Queste sono le sfide che noi abbiamo messo in campo. Il Presidente Oliverio sarà venerdì nella direzione nazionale del partito e parlerà e dirà quello che pensa a Zingaretti. Va bene. C'è stato anche l'altra volta la direzione nazionale del partito. Ma lei... Però noi dobbiamo capire che chi siamo iscritti al partito dobbiamo anche rispettare le regole del nostro partito. Non si può pensare di essere segretario di federazione e lavorare contro la linea del partito. Ma si sceglie una linea, un progetto. Loro hanno scelto una linea, un progetto, no? Ma la linea del partito non è quella che hanno scelto loro. Loro hanno fatto una battaglia. La battaglia è legittima. Nel momento in cui il partito ha scelto la propria strada, non si può pensare di andare in giro già con il simbolo della sfida elettorale Calabria 2020 e andare a chiedere i voti per un candidato che non è il candidato del PD. Io credo che un segretario di federazione questa cosa non la può fare. Io sono convinto, e non si tratta, non usiamo parole stalinismo, cose, non ci crede nessuno. Io credo invece che rispettare le regole è importante e sono convinto che il mio partito ha aspettato troppo a commissariare la federazione di Cosenza e di Crotone. Lei però Oliverio l'ha tradito. Io cedo Oliverio. È stato sempre con Oliverio, è stato sempre accanto ad Oliverio, era anche il suo capogabinetto. Certo, e io non rinnego niente di quello che ho fatto. Io sono uno che fa politica da 40 anni, no? Anch'io sono vecchio, diciamo così, come esperienza politica. Non mi sento vecchio, ma come esperienza politica ne ho 80. E non l'ho fatta solo con Oliverio io. L'ho fatta sempre all'interno del mio partito. Sempre. Partito Comunista, PDS, DS, Partito Democratico. Io sono rimasto nel mio partito. E quindi chi ha tradito? Ma io non so se qualcuno ha scelto un'altra via. Ha scelto la via di fare una cosa diversa da quella del suo partito. Ma dopo un rapporto amicale così mia forte. Organizzazione, ho capito, però io non condivido la scelta di Oliverio e quindi io condivido fino in fondo la scelta del mio segretario e della segreteria nazionale del mio partito e quindi io con, non voglio dire con disciplina, ma con anche la lealtà che ho avuto sempre, io
sono rimasto nel mio partito. E ci sono rimasto per convinzione, non perché... Vabbè, ma perché c'è io un non rapporto condivido trentennale, c'è un rapporto trentennale. No, c'è un rapporto, cioè, voglio dire, ma non solo con Oliverio c'è un rapporto trentennale, io c'ho un rapporto trentennale con Nicola D'Amo, c'ho un rapporto trentennale con Guccione, c'erano tutti quelli che erano nel mio partito. Quindi io mi trovo, io sono rimasto a casa, io sono rimasto a casa mia e sto bene a casa mia. Sono altri che hanno fatto scelte diverse. Ma non si sono mossi però ancora, sono rimasti lì, vabbè, sono ancora lì. Però sicuramente... Non è successo nulla. E vediamo, io mi auguro, c'è anche un appello. Si possono cacciare dal partito. Ma non si caccia nessuno dal partito. E allora come va a finire questo? Però se uno, direttore, se uno va in campagna elettorale e si candida contro il suo partito, non solo Oliverio, chi si candida? E io non credo che può rimanere nel partito. È in automatico, nello statuto del PD. E chi ci rimane nel partito? Se la pancia è in una fase di... Ma non è vero per non è così. Io tutto questo fuggi dal Partito Democratico non lo vedo. No. No, non lo vedo per niente. Allora è una rappresentazione... C'è gente, ma io credo che c'è tanta gente che nel momento in cui si è chiarita la linea del Partito Democratico ha deciso di rimanere nel Partito Democratico, anche quando all'inizio sosteneva quello che metteva in campo il Presidente Oliverio. Io non ho questo grande preoccupazione. Allora, mando la pubblicità, poi voglio sentire il centro in questo marasma di cambio di posizioni, di atteggiamento, di progetti che ancora non si sono ben delineati, lo scenario è tutto confuso. Che cosa pensa il centro di questo? Mando la pubblicità, ci vediamo tra poco. Torniamo in studio, naturalmente mentre voi vedevate la pubblicità si è continuato a discutere, perché la politica è bella in quanto offre la possibilità di mettere in campo più opinioni rispetto a un fatto, un argomento, e questa delle elezioni è sicuramente una vicenda intrigante, no? Sotto più punti di vista. La scelta del candidato, cosa farà Oliverio, se farà un passo indietro, se avrà in cambio un incarico importante. Si era detto nei giorni scorsi che c'era questo tipo di trattativa, vedremo se è questo l'argomento, ma poi tutti coloro i quali si stanno organizzando, si stanno muovendo e stanno preparando la campagna elettorale a fianco di Oliverio, se questi dovesse dire non mi candido più, dove andranno? Ci saranno le porte aperte nel PD, il PD chiuderà le porte, guarderanno altre formazioni, e vedo che per esempio in quest'ultimo periodo il centro è molto gettonato, no? Qualcuno comincia a bussare al centro dicendo c'è la possibilità o no? Molti stanno bussando al centro per capire la possibilità, però mi piace dare una risposta più larga da un altro punto di vista. Io trovo che questa Calabria viva un momento veramente terribile. È interessante, fa piacere la dialettica di chi è, perché, cosa sta facendo, cosa vuole. Questa grande arroganza a volte di una classe politica che decide di candidarsi, di dare la disponibilità, e laddove gli stessi partiti non riconoscono questa centralità del problema permangono nelle loro condizioni e si impongono in logiche che non mi pare trovino soddisfazione in precedenti azioni politiche, perché se la Calabria è in ginocchio, se la sanità è in ginocchio, se l'agricoltura ha i suoi problemi, se il turismo non esiste, se le infrastrutture non ne parliamo proprio, se anche la ricerca scientifica, il lavoro, poi siamo a livelli veramente incredibili, se questi sono i veri problemi, il centro in questo momento, o perlomeno il partito, i Popolari per l'Italia che rappresento, sta cercando di studiare i programmi e di pensare alle possibili soluzioni per riuscire a vedere gli obiettivi di superamento dei problemi. Vedete, è importante sapere chi è il candidato del centrodestra, il rinnovamento, l'alternanza. Io non credo molto in questa cosa. Io credo che sia importante chi è il candidato, che sia importante il programma che questo candidato sposa, che non basta essere una classe politica nuova, giovanissima per dare risposta, no.
Credo che bisogna lavorare ancora, oggi più che mai, come sempre è stato nella vecchia politica. Occorre fare dibattito, occorre confrontarsi, altrimenti la sfida politica su che cosa si centra? Sui nomi. Noi dobbiamo centrarci sui programmi, su quelli che sono i percorsi per fare crescere questa Calabria, e su quello dobbiamo confrontarci e vedere qual è il candidato governatore che si preoccupa e dà le giuste possibilità per questo. Ed è evidente che siamo preoccupati come centro, per discorso naturale il centro, noi ci troviamo in un centrodestra che è spaccato, no? Abbiamo guardato finora un centrodestra spaccato, dove c'era prima, ci sentivamo ostaggio di una famiglia, poi sono successi anche lì i tradimenti, poi ancora non si sa, e la cosa incredibile, ho sentito qualcuno dire poco fa, dice ma c'è tempo, questa fretta, ma noi stiamo giocando veramente sulla pelle dei cosentini, sulla pelle dei calabresi in generale. Stiamo giocando, abbiamo reso i cittadini calabresi ostaggio di questa classe politica. Ma come si può pensare che c'è tempo? Si vota il 26 gennaio, il 28 mattina si devono consegnare le liste, il 27 in ogni partito ci saranno le solite riunioni per cercare di capire e definire. Io l'ho definita la lista, cioè una lista che diciamo al 90%, 95% è già definita, e credo che i popolari avranno la soddisfazione di superare la percentuale del 4% anche largamente, da soli. Sì, vanno da soli i popolari per l'Italia. Dobbiamo capire qual è il candidato governatore, non lo sappiamo. Pensavamo di essere nel centrodestra, siamo smarriti in questo momento perché non capiamo bene chi è, ma noi siamo del centrodestra, non c'è niente da fare. La nostra posizione iniziale, il nostro guardare comune verso una strategia di percorso è legata al centrodestra. Questo centro-sinistra, così come ha governato prima, ha trovato, a mio parere, ostacoli sicuramente enormi, perché c'è una classe politica da anni in Calabria che si è alternata fra destra e sinistra e che non ha mai dato soluzioni a problemi. Però questi 5 anni di Oliverio hanno, e non voglio qui elencarle perché non mi piace mai parlare di quello che non ha funzionato, ma mi piace piuttosto parlare in proposte costruttive per le cose da fare, ma di problemi ne ha lasciato. Se siamo in ginocchio, se stiamo male, se siamo al muro del pianto, stiamo male, e se stiamo male non possiamo dire abbiamo lavorato bene, perché c'è qualcosa che non torna, perché se avessimo lavorato bene noi a quest'ora avremmo raccolto una positività dell'azione politica che è stata fatta in Calabria. Io non la colgo. Colgo una disoccupazione più lancinante, un'economia criminale in Calabria che sta dilagando, e Cosenza è una delle città più corrotte da questo punto di vista. Contrariamente a quanto pensavo, i dati ci danno questa risposta. Trovo tante cose cambiate. Io capisco che è molto più interessante parlare, ma chi ce la farà? Sarà la Santelli, sarà il sindaco di Vibo, sarà questo, sarà... Io voglio capire cosa propongono. Punto. Questa è la cosa che mi interessa. Quindi il candidato è importante, diceva. Ma io dicevo prima, nel mio intervento precedente, questi argomenti servono magari un po' per distrarre, perché altrimenti prima ho parlato di squadra, prima ho parlato anche della necessità di un Consiglio regionale che sia coeso, compatto. In questa legislatura abbiamo scontato anche, tra virgolette, l'incapacità di Oliverio come capo politico della maggioranza di tenere la maggioranza compatta. Oggi le conseguenze, cioè quanto accade nel centro-sinistra è conseguenza dell'atteggiamento di Oliverio, che ha voluto da subito, attraverso anche l'esercizio della doppia morale, quando ha allontanato dalla giunta regionale alcuni consiglieri che erano assessori in quanto indagati nell'indagine Rimborsopoli, mentre poi in altre circostanze non ha avuto la stessa accortezza, è stato rigoroso nei confronti degli altri e un po' indulgente nei confronti di se stesso, nei confronti di alcune persone a lui particolarmente vicine. Ecco, ha scontato il fatto che abbia allontanato in questi anni i consiglieri regionali dal progetto, quindi abbiamo capito come l'uomo solo al comando non sia importante, anzi vada incontro ad un fallimento. Il fallimento di Oliverio, il fallimento del centrosinistra è certificato da Zingaretti, quando già a giugno chiama Oliverio e gli dice, come ci racconta
Franco Iacucci, non puoi essere ricandidato perché noi dobbiamo rinnovare, dobbiamo utilizzare anche questa probabile sconfitta. Scusa, però questo lascia presupporre che tu come Partito Democratico hai un candidato da mettere in campo, un tuo candidato da mettere in campo. Probabilmente, perché voglio ricordare che fino a un certo punto della trattativa, prima che il PD scegliesse di appoggiare un candidato che si presenta col movimento Io Resto in Calabria, Pippo Callipo, si è pensata anche una soluzione interna e si è fatto anche il nome di Franco Iacucci. Poi che cosa è successo? No, questo è vero e io anche in questo sono grato al mio partito, perché quando un partito come il Partito Democratico, nel momento in cui pensa alle candidature, pensa a formare la squadra per la campagna elettorale, per la competizione elettorale calabrese, pensare anche al mio nome per me è un minimo di orgoglio, anche di riconoscimento probabilmente di un lavoro che io in questi anni ho fatto. Il Partito Democratico ha scelto di puntare a una candidatura civica, non a una candidatura di partito, a una candidatura civica, per allargare il più possibile. Ma non è un fallimento per il Partito Democratico che ha governato? Non è un problema di come non è un fallimento? Perché diceva è possibile. Io non ho candidati spendibili per il rinnovamento. No, perché il Partito Democratico pensa che è necessario in questo momento, che non basta da solo il Partito Democratico, ma serve allargare il più possibile. Perché non è che noi possiamo nascondere le nostre difficoltà, non le nascondiamo in Calabria, non le nascondiamo in Italia. Però la soluzione a queste difficoltà non è una persona che ha comunque una sua storia all'interno di un percorso quale quello calabrese. Callipo è una persona che è stato candidato, che ha sostenuto, quindi ha una sua storia, quindi secondo me non riesce ad essere civico nel senso completo del termine o della spiegazione e della definizione che diamo a questo civico, termine. ma che significa essere civico? Io questo poi non lo capisco, perché ognuno gli dà un'etichetta. Franco, forse la professoressa voleva dire Callipo nel 2010 è stato candidato contro il centro-sinistra, perché è stato candidato a capo di una coalizione in cui c'era Italia dei Valori. Io stesso ho pubblicato sulla mia pagina Facebook, saputa così per un po' ironizzare, l'ho difeso poi quando è stato attaccato su alcune vicende, perché io ho il coraggio anche di difendere gli avversari, perché bisogna essere garantisti sempre e non garantisti ad orologeria. Bisogna essere sempre corretti. E non, come dicevo prima, rigorosi nei confronti degli altri e indulgenti nei confronti di se stessi, ma questa cosa poi l'ho detta anche in aula. Ma Callipo non più tardi di 1 anno e mezzo fa è stato a fianco del centrodestra e della candidata Wanda Ferro, che era stata a sua volta candidata per il centrodestra e che era di Fratelli d'Italia, ed è stata candidata vincendo il collegio nel collegio di Vibo, che è il collegio dal quale proviene il candidato presidente Callipo. Cioè, non è un candidato Callipo nuovo. l'ha spiegato in un modo diverso, a me interessa poco una cosa del genere. È la misura di una difficoltà che c'è all'interno del centro-sinistra. Cosa accade? Non lo dico perché voglio per forza di cose approfittare della difficoltà del Partito Democratico, è accaduto al centrodestra dopo gli anni di Scopelliti. C'è stata la divisione all'interno del centrodestra, Fratelli d'Italia e Forza Italia, dall'altra parte NCD, UDC, con 2 candidati presidenti diversi, perché nel momento in cui si va verso una sconfitta, sconfitta peraltro che io dico da uomo di parte, ma che diceva anche Franco citando Zingaretti quando diceva parlava di sconfitta quando raccontava che i sondaggi di Oliverio erano io voglio dire una cosa, io però guardate, totalmente negativi. Permettetemi, no scusa, fammi finire che poi non ci mancherebbe altro. Quando diceva questo, citando Zingaretti, è chiaro che nel momento in cui si va verso una probabile sconfitta c'è anche la necessità forse di utilizzare la sconfitta per rilanciarsi e per rilanciare anche classe dirigente. Sì, c'è un per la serie non eravamo noi in campo, c'è un presidente simulacro che è Callipo, ma d'altro canto c'è probabilmente, mi auguro, che ci sia un rinnovamento della classe dirigente da parte del PD del centro-sinistra. Sì, sentiamo allora anche di Fabiano, così rispondi a
penso che quando trovo un candidato nuovo che non riconosco nel partito, mi aspetto da questo candidato un programma tale che riesca a giustificare la scelta che un partito fa verso una persona che non ha logiche di partito, se vogliamo dirla, lasciamo stare che poi sia Callipo che ha una sua storia passata, ma una persona nuova e che quindi come tale deve essere portatore e garante di un progetto politico che un partito deve sposare. Allora non basta essere fuori dai partiti, questo è il fallimento di una classe politica, dire come partito io ho bisogno di un candidato che non sia nel partito, che i partiti, adesso non parlo di sinistra o di destra, parlo in generale, che i partiti abbiano secondo me vissuto momenti terribili è vero, tanto è vero che nei partiti non c'è più dibattito, tanto è vero che non ci sono più programmi oggettivi durante il corso degli anni, negli ultimi anni nei partiti. Nei partiti abbiamo perso i contenuti, ormai la storia del partito si fa su Facebook e si fa semplicemente intorno ai nomi che rappresentano. Anche i vari consiglieri, le persone che si candidano a consigliere regionale o che si candidano a qualche cosa, non hanno un obiettivo da perseguire. La gente non studia più i dati e non trova più soluzioni e non si affrontano i problemi collettivi. E questo giustifica com'è che Callipo prima è stato candidato nel centro-sinistra, no, poi candidato con Italia dei Valori, con il centro poi è stato di destra, sì, non è di destra. Poi però ha sostenuto Wanda Ferro, che è notoriamente una persona di destra. Allora questo spiega il fatto che oggi, e poi noi veniamo fuori da un momento politico che segue il discorso dei 5 Stelle, di questi movimenti che al di fuori dei partiti hanno fatto pensare che potevano rivoluzionare un sistema culturale per dare risposte e che sono stati il grande fallimento. Quindi secondo me noi dobbiamo invece riappropriarci dei partiti, ricapire quali sono i contenuti, ritrovare il dibattito, dobbiamo ritrovare quello che è necessario per dare le giuste risposte di speranza, soprattutto ai giovani. Ma qual è il passaggio rivolto adesso al PD? Il passaggio rivolto al PD, chi avrei preferito un candidato, io rispetto molto Callipo, quindi non è diretta alla persona. Non è la persona. Un candidato, per esempio Iacucci secondo me sarebbe stato un candidato giusto, perché Iacucci è sempre stato nel PD, è una persona seria, ha sempre lavorato. Ha tradito. Non ho tradito. No, io non lo leggo come un tradimento, ma io sono una persona estranea, quindi ho un mio osservatorio delle cose che potrebbe non essere quello giusto. Da ragazzo è stata il 1973. Sì, ma dobbiamo rispondere allora. E noi rispondiamo. Allora, noi non ci sono dubbi che nel momento in cui chiediamo al Presidente Oliverio un passo indietro e quindi cerchiamo di rinnovare la nostra proposta politica in Calabria. Noi l'abbiamo fatto questo percorso, anche con sofferenza, e quello che ci ha fatto vedere dimostra la sofferenza all'interno del nostro partito. Però la linea del Partito Democratico è chiarissima. Noi in questo momento, e quando abbiamo scelto è chiarissima, nel momento in cui si è scelto di appoggiare Callipo, non è che si è scelto dicendo che Callipo era il rappresentante di un marchio solo economico. Con Callipo si ci è parlato, si ci è confrontati, si è capito quali sono le idee che si possono mettere in campo e noi abbiamo un candidato, abbiamo una proposta. Io sorrido quando al mio amico Gianluca ho capito, ma non mi pare che il travaglio del centrodestra è un travaglio, il nostro è finito. Il loro ancora è in corso. Gianluca dice che c'è il candidato, ci sarà in questi giorni. Salvini non ha detto la stessa cosa. Comunque da come ha parlato Oliverio non è finito neanche il vostro. No, il nostro è finito in che senso? Che c'è una linea politica certa, tracciata all'unanimità da parte della segreteria nazionale del nostro partito, è stata messa in campo, si è scelto il candidato, stiamo facendo le liste e sono quasi pronte le liste rappresentative con sindaci, amministratori, società civile, imprenditori. Noi siamo pronti alla nostra competizione. Io credo che in Calabria anche il rapporto è in funzione del lavoro che ha fatto il Partito Democratico con grande sofferenza in questi mesi. Abbiamo riaperto la partita e ce la giocheremo
fino in fondo, perché faremo liste, ci sarà un candidato che è fortemente rappresentativo anche dell'identità della Calabria, e metteremo in campo liste rappresentative, larghe, rappresentative in tutte le 3 circoscrizioni, quindi la partita per quanto ci riguarda è aperta. Travaglio finito, dice. Per noi sì. Io penso che non ci... ritengo che il centrodestra nel 2014 abbia tentato di fare la stessa cosa. Scopelliti non c'era più, ma avrebbe potuto scegliere altro elemento di quella classe dirigente. Tentando di rifarsi la verginità ha scelto Bandaferro. I calabresi non sono con l'anello al naso, capiscono benissimo che Oliverio ha governato soprattutto da solo, ma ha governato con l'apporto del PD, che è stato il suo partito di riferimento. Il PD non può immaginare di rifarsi la verginità nel momento in cui disarciona il presidente uscente e sceglie un altro presidente, ancorché proveniente dal cosiddetto civismo, che poi civismo abbiamo capito non è, che di fatto serve a mascherare l'identità del PD che è alle sue spalle. Tra l'altro il PD è Concallipo presidente, se non sbaglio il simbolo del PD, quindi è chiaro, il PD è stata magna pars, l'80, il 90% della diciamo, maggioranza Oliverio. Il PD è quello che ha messo in crisi Oliverio, ma non ha avuto il coraggio di mandarlo a casa. Spesso Oliverio negli ultimi 2 anni non è stato in grado. Oliverio nessuno ha avuto il coraggio di mandarlo a casa. Ma non aveva i numeri perché non avrebbero raccolto le firme, abbiamo vissuto momenti di grande imbarazzo. Non mi pare che il centrodestra abbia fatto iniziative per mandarlo a casa. Guarda, abbiamo vissuto. Io non credo che è opportuno. Non avremmo avuto le firme sufficienti e necessarie, perché il centrodestra non ha forzato la mano, 16. diciamo, non mi pare proprio. Però il problema è che anche all'ultimo Consiglio noi abbiamo vissuto quando Oliverio, che molte ci ha volte trascinato, ha fatto la sponda per raggiungere il numero, ci ha trascinato al voto per il 26 gennaio, dove avremo una campagna elettorale non solo nelle feste natalizie, ma anche con un clima, col peggior clima possibile, quindi allontaneremo ancora di più i calabresi dalla politica e dall'istituzione regione. E all'ultimo Consiglio regionale Oliverio ci ha detto avremmo votato il 26 gennaio e non il 24 novembre come invocavamo noi, perché altrimenti saremmo andati in esercizio provvisorio. Ci ha fatto votare l'esercizio provvisorio. I componenti della sua maggioranza erano ormai rimasti 6 o 7, il numero legale lo abbiamo raggiunto noi per senso di responsabilità, senza nemmeno l'esercizio provvisorio. Saremmo andati a finire nel caos totale, non si sarebbero pagati gli stipendi, e saremmo andati a finire e poi vedere Oliverio che conclude il lavoro del Consiglio regionale di fronte a noi 5 o 6 e di fronte a 5 o 6 dei suoi, raccontando un po' quello che secondo lui di buono ha fatto in questi anni. Credo che sia stato veramente l'epilogo peggiore di una legislatura che ricorderanno i calabresi come una legislatura totalmente negativa. Non credo che a seguito di questo il PD possa riproporsi, perché la classe dirigente in gran parte è la stessa, rifacendosi la verginità. I calabresi lo capiscono questo, e allora dall'altra parte, per passare a noi, il travaglio o la difficoltà nell'individuazione del candidato presidente. Per il resto c'è un'alleanza, ci sono dei partiti, ci si discute fra i partiti stanno discutendo anche per mettere in campo il programma. Non è vero che non ci si incontra e non si mette e non si ragiona. Io devo contraddire, non sono mai stata chiamata come Partito Popolare fra coordinatori provinciali, insieme a Fratelli d'Italia. Non mi ritengono... No, ma noi abbiamo, infatti io... Non mi offendo. Quindi guardati a 360 io ho chiesto, sicuramente. È una gaffa che faccio in diretta, ma io ho chiesto alla professoressa Fabiano anche le sue intenzioni, perché non le conoscevo. Ho incontrato Fratelli d'Italia, devo dire, sono spesso sulla stampa, cioè però io onestamente, ma a livello provinciale noi ci siamo incontrati, abbiamo ragionato anche di programmi, e io credo che lo stesso abbiano fatto a livello regionale. Adesso sarà coinvolta per questo scorcio gli ultimi 10-15 giorni, perché poi
ci dovrebbero essere anche 5 anni. Sarò coinvolta non perché mi viene fatta un piacere, voglio dire, questa è una lista che ha la sua dignità, ci mancherebbe altro. E questa lista ci mancherebbe altro. Poi di questo sosterrà il candidato. Io ho mandato, ovviamente ho dato informazione alla Lega, anche ho dato informazione ai Fratelli d'Italia, ciò nonostante il partito, il centro, non è preso in considerazione perché porta avanti, ma Forza Italia non ci conoscete professoressa, bene, ma anche a Forza Italia. Io sono convinto, io credo una cosa, ecco l'offerta. Forza Italia non ha mandato comunicazione. Ma Forza Italia non ho mandato comunicazione perché... Io non mi offendo perché non l'abbia fatto, possiamo farlo a partire da oggi. No, non ti devi offendere. Non mi offendo, perché io non approvavo la candidatura come dice il Presidente Oliverio, con l'arroganza con cui veniva proposta. In questo possiamo essere d'accordo con Oliverio, cioè lui dice non ci sono contratti, in politica fino all'ultimo secondo tutto è possibile, per cui adesso siamo ampiamente nei termini, mancano 15 giorni alla presentazione delle liste, da domani ci incontriamo. Io sono convinto che io sono convinto che questo è vero. Non è vero fino in fondo, quello che dice Oliverio, che si può fare tutto fino all'ultimo minuto. No, non è proprio così. Sulla pelle dei calabresi. Perché guardate, ma questo non ci sono dubbi. A mo' di battuta per quello che no, certo, figurati. Non ci sono dubbi di una cosa. La professoressa Fabiano metteva l'accento, io condivido, sul programma, no? Stiamo per chiudere. Ho finito. Sul programma. Io la voglio vedere la proposta del centrodestra in Calabria. E voglio vedere come si concilia la proposta di partiti radicati in Calabria come sono Forza Italia, Fratelli d'Italia, il tuo partito, con la proposta della Lega. La voglio vedere fino in fondo, ecco perché io credo che la partita è aperta. Noi siamo in campo, abbiamo chiuso una serie di contraddizioni, ci sono degli strascici, ma la nostra proposta è quella, è chiara e andrà fino in fondo, con programmi precisi per gli interessi della Calabria, facendo anche, diciamo così, autocritica e facendo un'analisi spietata anche sui 5 anni facciamo rispondere. Però voglio capire la Lega che cosa dice per la Calabria, per il Mezzogiorno. Io mi ricordo Salvini oggi ha detto una serie di cose, ha detto intanto che no, io voglio i fatti. Salvini è stato ministro 1 anno e mezzo in un governo e la Calabria è stata cancellata dal governo, dai programmi del governo. Al governo da tantissimi anni la Calabria non vola. Però Salvini non lo so che cosa può dire. Il fatto che loro poi gli diremo che cosa ha fatto un'analisi catartica dei fallimenti di Oliverio ci dà la misura di come loro non possono essere di nuovo portati al governo della Calabria. Da parte nostra il centrodestra ha una proposta radicata anche in un ragionamento con la Lega. La Lega è un partito fortemente radicato sui territori. Anche questa cosa del contrasto nord-sud non regge, lo sai perché, Franco? Perché io ho presentato nei giorni scorsi, volevo presentare un ordine del giorno che non mi è stato fatto presentare con la scusa che eravamo fuori termine, sul regionalismo differenziato. Sì. Tutte le tappe sul regionalismo differenziato, ahimè, lo devo dire con dispiacere perché il PD è un partito radicato e che prende voti al sud, sono state firmate dal PD. Lo sai perché? Perché nel 99 la riforma del titolo quinto della Costituzione si fa col governo D'Alema. Il 28 febbraio 2018, 4 giorni prima delle elezioni, il presidente Gentiloni, PD, incontra le regioni Emilia, Lombardia e Veneto e segna un passo ulteriore, ha sbagliato e segna un ulteriore passo sul regionalismo differenziato, e però sbaglia anche Boccia, perché l'altro giorno nella conferenza Stato-Regioni ha incontrato tutte le regioni italiane, la nostra regione presente con l'assessore Fragomeni, hanno votato all'unanimità un ulteriore passettino verso il regionalismo differenziato sui livelli essenziali di prestazione. Ma sulla proposta Boccia però. Sui livelli essenziali di prestazione. Certo. Ora, quelli sono essenziali sul però è un ulteriore passo in avanti. È un ulteriore passo in avanti. Non si farà il regionalismo. È un ulteriore passo in avanti. E tutti i passi in avanti della Lega, sono a firma
Partito Democratico. No, allora, la proposta Boccia alternativa. Il problema della Lega credo che sia un falso problema. Io sono invece curioso di vedere la Lega con i suoi rappresentanti all'interno di una coalizione capaci di ragionare, peraltro non sono lombardi o veneti, capaci di ragionare in Calabria, calabresi della Lega, sulle questioni che riguardano i calabresi. C'è un dato oggettivo, la Lega ancora non ha governato in Calabria, il PD ha governato, non mi pare che stiamo bene. Assolutamente. Quindi c'è un dato oggettivo di fatto, questo è innegabile. Il PD ha governato. La Lega non ha governato in Calabria, non ha mai avuto governato posti. in Italia però. Sto parlando in Calabria, stiamo parlando in Calabria. Vabbè, ma in Italia ha governato 6 mesi. Qua andiamo ad un discorso come 6 mesi ministro degli interni. Secondo me è stato un ministro io la che ha chiudo fatto con delle una cose cosa, positive, direttore, la chiudo con una cosa. Un mese e mezzo fa, quando si parlava di rimettere in moto gli investimenti che sono fermi, che sono 93 miliardi di euro, la Repubblica ha pubblicato questo governo giallo-verde. Io sono per il governo giallo-rosso perché sono tifoso da Roma, poi direttore. Io no. Per il governo giallo-rosso? Giallo-rosso. Io sono tifoso della Il governo giallo-verde ha programmato gli investimenti che sono fermi. Gianluca, vatti a vedere la cartina che ha pubblicato Repubblica. L'ultimo investimento ma Repubblica è chiaro cioè se prendiamo un giornale così di parte, ma mica ha fatto un'analisi politica. Pigliamoci in giro, non ho parlato di un'analisi o della linea politica della Repubblica, ho parlato di una cartina dove c'erano descritti gli investimenti. L'ultimo investimento che riguarda il sud, più a sud, è la Roma Latina. Quel governo ha programmato 93 miliardi di euro. I governi PD non ci hanno riempiti di soldi, non ci hanno riempiti di infrastrutture. Salvini ci deve venire a spiegare in Calabria queste cose. Sì, e ci deve spiegare cosa ha fatto per il porto di Gioia Tauro. E Renzi, Gentiloni e gli altri ci devono spiegare perché noi non abbiamo l'alta velocità. Ci deve venire a spiegare, Gianluca, perché hanno fatto un consiglio dei ministri a Reggio Calabria con un'enfasi che non finiva mai e l'unica cosa che hanno tirato fuori il decreto sulla sanità. Però l'unico che ha vergogna questa cosa sono stati i popolari per io su questo sono perché gli altri nessuno ha parlato. Con un ministro 5 Stelle oggi vorrei che questo decreto fosse cambiato dal nuovo governo. Certo che sarà cambiato, l'ha detto il ministro Speranza, dovrebbe essere cambiato. Bene, io vi ringrazio per essere stati con me, abbiamo aperto questa lunghissima stagione elettorale, lunghissima perché poi tra Natale, le feste natalizie, insomma, la daremo Befana, fastidio alla gente durante le feste natalizie, colpa di Olivera. La campagna elettorale saranno 15-20 giorni al massimo, proprio volendo tirare al massimo. Noi ci vediamo lunedì l'ora è alle 23, altro spazio dedicato all'incontro politico per dare la possibilità a chi ci segue di farsi l'idea di quello che sta accadendo. Ad oggi vi dico, io faccio questo mestiere e non ho ben chiaro le idee di quello che sta accadendo. Dobbiamo aspettare forse questo weekend per saperne di più. Vediamo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie.